L'auto di servizio utilizzata per interessi personali, per essere accompagnato dal sarto di fiducia o a vedere il Gran Premio. Sono una quarantina gli episodi contestati all'ex prefetto di Padova Francesco Messina, che ha lasciato la città del Santo subito dopo l'avvio dell'inchiesta lo scorso settembre. La procura di Padova ha chiuso le indagini e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio per peculato continuato. L'udienza preliminare è stata fissata per il 19 giugno. A questo si aggiunge anche la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti del Veneto ipotizzando un danno erariale per varie migliaia di euro. Da luglio 2023 a settembre 2024 sono stati una quarantina i casi di un uso illegittimo per interessi personali della macchina di servizio degli autisti chiamati anche quando erano in riposo, spese ovviamente a carico del Ministero dell'Interno per costi di carburante, pedaggio autostradale, indennità ordinarie e straordinarie degli autisti. Nelle carte della procura anche acquisti nei supermercati fatti fare alla sua segretaria. Ad agosto 2023, mentre il prefetto Messina era in ferie, avrebbe inoltre fatto arrivare a Milano due autisti con l'auto di servizio per prendere la vettura privata da portare in una concessionaria di Padova per fare una manutenzione. A lavoro concluso, i due autisti poi hanno riportato l'auto personale all'ex prefetto a Milano, rientrando nella città veneta. A settembre, mentre Messina si trovava ancora in ferie, inoltre si sarebbe fatto venire a prendere a Milano con l'auto di servizio da un autista, fatto rientrare dal riposo settimanale per essere accompagnato a Monza a vedere il Gran Premio, mettendo nelle note spese anche il pranzo. A dicembre 2023, mentre era a Roma per un incontro dei prefetti con il Papa, Messina poi si sarebbe fatto portare nel Casertano dal suo sarto di fiducia per commissionargli un abito per poi rientrare a Padova.